Riapriamo l'Arsenale con un film eccezionale per noi per due ragioni. Eccezionale perché è il primo film di Orson Welles che è stato ritrovato da un baule, poi dopo Camilla parlerà meglio del film. Quindi è il primo film di Orson Welles che è stato ritrovato, è un film muto. Ed è eccezionale perché quando Daniela l'anno scorso seppe di questo film, come dire, non stava nella pelle, era quello che avrebbe voluto fare lei alla riapertura di quest'anno. Il film sarà accompagnato da Andrea e Nino Pellegrini, che oltre ad essere due grandi musicisti, sono anche due amici, perché Daniela, quando lavorava bene con qualcuno, quando qualcuno entrava in sintonia con lei sul lavoro, oltre ad essere una professionista, diventava anche amica. Quindi vi dicevo, intanto scusatemi se leggo in parte, perché quando oggi cercavo di riordinare le idee e quindi di fare quello che ha sempre fatto Daniela, mi sono accorto che, come vedete, mi commuovevo e quindi ho preso appunti. Quindi guarderò il foglio, scusate. Dicevo che si riapre, che sono 4 mesi che Daniela non c'è. Però non è passato un solo momento in cui, lavorando, nelle scelte, nelle decisioni, non ci siamo confrontati con lei, con quello che lei avrebbe detto, con quello che lei avrebbe fatto. E non poteva essere diverso perché, come sapete, Daniela era l'anima dell'Arsenale e qui dentro tutto parla di lei. Parlano di lei le poltrone, gli arredi, gli impianti elettrici. Questo posto, quando l'abbiamo preso nell'82, non era questo posto, era un capannone, si vendeva il ferro, c'erano delle colonne nel mezzo, l'abbiamo preso, murato, smurato, Daniela con noi lavorava, murava, faceva l'amministrazione. È una cosa che abbiamo costruito insieme, che prima non c'era e adesso c'è. Quello che ci parla di lei sono tutto quello che vedete intorno, ma penso che soprattutto sia il progetto che l'Arsenale esprime, il progetto che Daniela aveva voluto dare all'Arsenale. È un progetto costruito in 30 anni di lavoro ininterrotto che ha trasformato un capannone in quello che tutti voi conoscete. Chi l'ha conosciuta, e molti qui l'hanno conosciuta, sanno che lei non voleva apparire, non era questo che le interessava, non le interessava la mondanità, anzi, era piuttosto infastidita dalla mondanità. Quello che contava per lei era il piccolo tassello da mettere lì tutti i giorni, giorno dopo giorno, non visibile ma indispensabile per la costruzione del suo progetto. Quello che lei amava era la rete dei rapporti veri che era riuscita a costruire con tutte le persone, le organizzazioni, molti di voi fanno parte di queste organizzazioni. Era la ricerca, la discussione, il confronto e tutto che lei faceva in quel modo schietto, appassionato, senza scendere a compromessi. In un contesto dove quello che conta è la logica di mercato, la vita di un cineclub è una vita dura, è una vita di resistenza, diciamo, è una vita di alti, di bassi, comunque sempre una ricerca, un lavoro ininterrotto. E Daniela lavorava 14 ore al giorno. E anche dal letto dell'ospedale, fino a che la malattia gliel'ha permesso, ha seguito il lavoro nostro, che cercavamo di portare avanti senza di lei. C'era un nuovo programma da fare, lei si informava, voleva sapere, dava indicazioni, consigli, numeri di telefono. Fino agli ultimi giorni ha continuato a essere il nostro punto di riferimento. Dicevo, lei faceva un lavoro ininterrotto, lei non aveva orario. Per lei non c'era distinzione tra il tempo del lavoro e il tempo libero, non c'era questa contrapposizione. Quando il lavoro è il progetto della tua vita, questa distinzione non ha senso. Era la prima a arrivare la mattina, l'ultima andare via la sera, ce la lasciavamo, noi andavamo via, lei era qui, presentava, per questo che mi è difficile questa presentazione, perché è nel suo ruolo. Nessuno di noi infatti si è ancora abituato ad arrivare la mattina per trovare l'Arsenale vuoto, entri, lei non c'è, e cioè, come dire, è sbagliato, è inaccettabile. Dietro quel modo di lavorare, oltre al lavoro del cinema, però, c'era la coscienza di stare facendo qualcosa per gli altri. Il nostro progetto, il progetto dell'Arsenale, il progetto di Daniela, era molto semplice da dire. Era quello di contribuire a costruire una società migliore, una società capace di un pensiero libero,
e questo la spingeva a pretendere il massimo dagli altri e da sé. Lei ci teneva molto al pubblico, ai soci dell'Arsenale, era attenta alle reazioni del pubblico, era come un dialogo, era un gioco stare a guardare come il pubblico reagiva ai film proposti, e quando a funzionare, ad incassare era un piccolo film, un film sconosciuto, non pubblicizzato, lei era gratificata moltissimo da questo. Si rispecchiava in un pubblico curioso, libero, indifferente alle opinioni e alle pressioni dei media. È stato questo pubblico degli affezionati che nel 2011, quando l'Arsenale ha rischiato con la chiusura per inaffrontabili problemi finanziari, è stato quindi questo pubblico che ci ha salvato. Ed è stato per Daniele e per tutti noi un momento eccezionale, un momento di riconoscimento, di apprezzamento, una dimostrazione di affetto che è andata oltre le nostre aspettative. Ed è la stessa partecipazione, stavolta però, scusate, addolorata, che ci ha aiutato quando lei era sempre entrata. Sono stati tantissimi segni, le dimostrazioni di affetto e di riconoscenza verso di lei. Abbiamo trovato per molti giorni bigliettini, fiori davanti alla porta, la nostra pagina Facebook è stata riempita di messaggi, o ci hanno aiutato anche solo 2 parole dette alla cassa al momento di entrare. Daniela era una donna forte e fino all'ultimo abbiamo pensato che ce la dovesse fare, che non esistesse una cosa così forte da vincerla. L'ultima cosa che vi voglio dire, un piccolo ricordo. Una mattina presto, quando all'ospedale, come al solito, le chiedevo com'è andata, lei ha risposto: bene, sono contenta, ho sognato Cary Grant. E c'è senso. Ho sognato Cary Grant. Adesso bisogna per un dipinto. Adesso se qualcuno qui all'Arsenale, che è la sua casa, vuole dire qualcosa, ci può parlare di sé, del suo rapporto. Questo è il microfono, come direbbe Daniela, fate presto che deve cominciare il film e benvenuti. Io spero che il film attenui un po' la malinconia di questa riapertura in questo modo, perché il film che vedremo è un film molto allegro, anche diciamo con una sorte strana, complicata, però comunque paradossale, quasi comica. È il film di un ragazzo molto giovane che aveva meno di 18 anni, del 38, quindi 3 anni prima di Quarto Potere, ed è diciamo un film quasi sperimentale che Welles ha fatto quando non pensava ancora al cinema, anche se poi il film invece ha delle cose molto d'avanguardia, ma pensava al teatro, un film girato sul teatro che cioè come completamento di uno spettacolo teatrale che Welles stava facendo insieme a Gillette. Gillette era un personaggio anche lui molto complicato, molto un attore ma anche uno sceneggiatore, un regista di teatro che era famoso per interpretare Sherlock Holmes. E Gillette appunto ha fatto uno spettacolo diciamo sulla base di Labiche. L'anno prima aveva fatto il Cappello di Paglia di Firenze, quindi un soggetto che era molto vicino allo slapstick, anche se diciamo la commedia, la pochade, insomma c'è un'altra tradizione. E Welles aveva pensato di girare l'equivalente in immagini, quindi ha fatto diciamo 3 parti di uno spettacolo che non ha una vera e propria trama, con i suoi collaboratori, la moglie che aveva allora, Joseph Cotten, che porta una paglietta come il Quarto Potere, che ha una storia assurda perché comincia a New York ma poi vanno a finire a Cuba. L'hanno girato insomma in delle location molto strane, a Manhattan, sulla riva del fiume Hudson, quella sarebbe Cuba, insomma.
ha girato questo film che doveva essere complementare allo spettacolo e che invece non è mai poi stato proiettato perché la Paramount, che aveva i diritti del testo, li aveva diffidati da arrivare a Broadway, cioè minacciandoli proprio insomma di fargli causa. E poi il primo teatro, che non era un teatro di Broadway ma un teatro diciamo marginale della provincia americana, non era attrezzato, e quello Wells non ci aveva pensato come fanno i giovani insomma quando fanno le cose, non era attrezzato per la proiezione, quindi non è mai stato proiettato. Lo spettacolo ha fatto un curriculum per conto suo, però andò male anche lo spettacolo, fu messo diciamo e poi non è stato mai più replicato. Questo film Wells aveva girato nella sua camera d'albergo a Manhattan, che lì, insomma, e si era divertito tantissimo, ha scoperto il montaggio, ha scoperto anche altre cose, perché poi diciamo, mi sembra che abbia fatto anche l'operatore, e nel tipo di riprese che voi vedrete potrete riconoscere delle riprese di quarto potere, per esempio le riprese dall'alto, dal basso di Greg Toland, che invece diciamo, evidentemente anche Wells condivideva, non sono una scoperta solo di Greg Toland. Comunque sia, insomma, questo film poi è rimasto, non si sa, in un baule, Wells se lo portava dietro, ogni tanto lo guardava, lo mostrava agli amici, eccetera, e poi dice lui che è bruciato nell'incendio della sua casa a Madrid nel 70. Quindi vabbè, è un film perduto. Tra l'altro questo film ha una partitura per campanelli, bottiglie di latte, cioè una partitura futurista che non so se voi insomma, riprodurrete. E vabbè, il film è stato ritrovato, cioè riproposto poi nel 2013 alle giornate del cinema muto. Probabilmente molti di voi la sanno la storia, perché è una storia assurda. Anche perché Wells ha sempre avuto un destino un po' come quei registi, come Terry Gilliam, come Stroheim, insomma, mai, come dire, stato lineare il destino suo e dei suoi film. Cioè il film è stato ritrovato, non si sa bene come, nel magazzino di un trasportatore, il quale trasportatore, dopo aver tenuto una serie di film a Pordenone, e anche lì non si capisce bene come siano arrivati lì, comunque esposti alle intemperie per vari anni, ma tipo per 15 anni, a un certo punto, siccome viavano noi, erano regalati al cineclub del locale, che è il Cinema Zero. Il Cinema Zero ha tenuti lì 4 anni senza neanche aprirli, finché la sindrome acetica, che è diciamo, l'inacidimento, diciamo così, in maniera brutale, del film, produceva un puzzo tale che a un certo punto diciamo, hanno deciso di provvedere. Allora qualcuno ha aperto queste case, su una di queste case in effetti c'era scritto Wells, però diciamo i film non erano identificabili perché poi erano immagini strane. Chi l'ha identificato è stato Ciro Giorgini, che è un altro nostro amico, che anche lui è scomparso poco prima di Daniela. Infatti la cosa diciamo è un po' triste, però è anche bella perché insomma permette poi evidentemente alle persone di rendersi utili e di sopravvivere nei film come forse loro avrebbero voluto fare. Cioè dalla descrizione, solo dalla descrizione, dal cappello con la paglietta che aveva Joseph Cotten, lui ha dedotto che poteva essere Too Much. E in effetti era questo film, che poi è stato restaurato dalla George Stimanaus, che è una fondazione americana molto importante, ed è stato poi presentato alle giornate del cinema muto. Del cinema muto perché il film è muto, perché Wells l'ha girato con una macchina da presa del muto, proprio perché insomma per lui doveva essere. Vabbè, noi vedremo un film quindi anche molto sperimentale di un giovane, che è un film che diciamo insomma in cui potremo riconoscere anche molte cose del film che vedrete dopo, Quarto Potere, però è anche un film appunto d'avanguardia, un film irrispettoso, un film diciamo al limite dello slapstick, quindi un film fra il nuovo e il vecchio,
che poi voi comunque meglio di me potrete giudicare. Quindi io vi lascio alla visione del film, ho parlato anche troppo e vi ringrazio di essere qui. Devo dire una parola, però non so usare questo. Se parlo mi sentite? No. Voglio dire una cosa riguardo, riallacciandomi alla figura, alla Daniela. Ho conosciuto Daniela tanti anni fa, mi portò qui a suonare Malorselli e insieme a me poi hanno suonato tanti musicisti in questo meraviglioso esperimento che è la sonorizzazione dei film muti. Daniela ci dava la copia qualche tempo prima, noi abbiamo provato a vedere film, studiare delle cose, qualche volta siamo riusciti, altre volte abbiamo improvvisato totalmente quello che stavamo facendo. Noi stasera improvviseremo tutto assolutamente da capo a fondo. Daniela mi dava delle indicazioni e mi chiedeva anche di mi indicava lei stessa gli strumentisti che avrebbe dovuto suonare con me. Quindi con me ha suonato Francesco Carmignani, Stefano Monaldi, Mauro Rosselli, Alessandro Varis, Bianca Varsanti, Fabrizio Desideri, Stefano Franceschini, moltissimi musicisti, ma rarissimamente io sono andato con Andrea qui, perché Daniela non voleva. Ecco, non voleva perché voleva che noi due facessimo due menti distinti, probabilmente perché particolarmente legata a noi due, aveva voglia di vederci due volte separatamente. Però per questo momento, quando siamo stati chiamati, noi abbiamo voluto suonare insieme, anche per questo motivo, nel senso che forse Daniela ci avrebbe voluto insieme in un momento particolare, e questo è un momento particolare.